L'informazione di diffusione europea, oggi a nord-est. Ben ritrovati dalla redazione. Tentato colpo nel primo pomeriggio di ieri alla Coin di Trieste. 2 trentunenni, un cittadino afghano e uno pakistano, si sono introdotti tra le vetrine del negozio per sottrarre merce esposta nascondendola in un zaino. A tradirli sono stati militari in servizio di vigilanza in Piazza Benco che hanno assistito alla scena e allertato la polizia. Gli agenti di una volante hanno rintracciato la coppia poco dopo in largo barriera. Per entrambi è scattata la denuncia a piede libero. Trieste si prepara una settimana di alta diplomazia e massime misure di sicurezza. Da questa mattina è scattato il piano città blindata tra il Porto Vecchio via Genova e le aree adiacenti ai principali hotel del centro. L'occasione è il trentennale del segretariato INCE e il forum IMEC che porteranno in città il vice premier Tajani e le delegazioni di 17 paesi. Sotto la lente della prefettura anche la viabilità con dispositivi di sicurezza che verranno rafforzati domani per i vertici al Generali Convention Center. Nuova frenata sull'uso degli autovelox fissi in Friuli Venezia Giulia. Dopo il caso di Napoli, l'associazione Alte Velox ha inviato una diffida formale ai prefetti di Trieste, Udine, Gorizia e Pordenone chiedendo di sospendere le autorizzazioni attuali. Al centro della contesa la mancata omologazione dei dispositivi secondo i nuovi criteri del decreto trasporti del 2024, una situazione di incertezza normativa che rischia di bloccare le sanzioni in tutta la regione. Operai al lavoro da questa mattina in piazza Goldoni a Trieste per l'apertura del cantiere che punta a riqualificare e mettere in sicurezza l'intera area. Una parte della piazza è già stata transennata per consentire l'allestimento delle attrezzature. Domani a mezzogiorno l'assessore alla pianificazione Michele Babuder illustrerà nel dettaglio il cronoprogramma e il progetto definitivo dopo un primo confronto avvenuto con i commercianti della zona e i rappresentanti della FIPE. Rilanciare la linea ferroviaria Gemona-Pinzano-Sacile che promuove un turismo lento e sostenibile è l'appello lanciato durante il presidio pubblico a Pinzano al Tagliamento organizzato dal progetto editoriale Il Passo Giusto. Amministratori e cittadini chiedono il ripristino totale e l'adeguamento della tratta definita un'infrastruttura strategica per spezzare l'isolamento delle comunità della Pedemontana. Un nuovo spazio per le nuove generazioni nel segno della memoria è stato inaugurato a Porzus, il centro di aggregazione giovanile adiacente al Santuario Mariano, realizzato con un contributo regionale di 200.000 euro. Presente al taglio del nastro l'assessore Riccardo Riccardi, che ha definito la struttura un luogo fondamentale per ricomporre la complessità della storia locale e trasformare i tragici fatti del passato in occasione di crescita culturale e spirituale. Ma sentiamo le parole di Riccardi. Una struttura alla quale la Regione ha sostenuto con determinazione il suo completamento e devo dire, al di là dell'aspetto del centro di aggregazione, dei luoghi che ovviamente in cui questo luogo è ospitato, ci sono molte altre ragioni, credo, che testimonino l'importanza e giustificano questo sostegno che riguarda la storia. Noi siamo a Porzus, la storia della nostra terra ha un capitolo estremamente importante. Un luogo nel quale abbiamo visto scontri, ricomposizioni, storie raccontate un po', poi che si sono manifestate nella loro complessità. Ecco, io penso che questo sarà un luogo ospitato non soltanto da coloro che potranno incontrarlo, perché oltre al valore ambientale, cioè qui c'è un aspetto culturale, soprattutto c'è la radice della nostra storia, quindi anche per esempio di testimonianza di cose che non devono più accadere. In chiusura uno sguardo alle previsioni meteorologiche.
Sulla nostra regione cielo in genere variabile con maggiori schiarite verso la costa. Sulla zona montana nel pomeriggio possibile lo sviluppo di rovesci e temporali sparsi che successivamente potrebbero interessare anche la pianura e la costa. Quota neve inizialmente a 1400-1600 metri, in successivo calo a 1000-1200 metri. Verso sera soffieranno bora o vento da nord-est moderati o localmente sostenuti, specie sulla costa e sulle zone orientali. Per quanto riguarda le temperature, massime in pianura fra 18 e 20 gradi, sulla costa fra 16 e 18 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione. Grazie per averci seguito. A più tardi. L'informazione di diffusione europea. Oggi